La crisi si è fatta sentire, ma non ha intaccato il primato. Il Veneto è ancora la prima regione italiana per numero di arrivi e presenze turistiche, 60 milioni nel 2009, lo 0,3% in meno rispetto all'anno prima. Gusti e provenienze del turista di oggi emergono in occasione di Veneto for You, workshop internazionale che mette in contatto diretto gli operatori locali con i buyers di ogni parte del mondo. C'è un aumento per quanto riguarda le presenze sul termale, le città d'arte hanno avuto una importante crescita, credo soprattutto grazie ad alcune mostre importanti come Giorgione e così via. E il mare all'inizio di questa stagione ha avuto qualche difficoltà anche a causa del tempo che non è stato sicuramente benigno da questo punto di vista. In questo ultimo periodo dove la stagione si è aperta registriamo segnali molto importanti di crescita. In aumento i tedeschi e gli austriaci, forse anche grazie alla promozione della regione e i visitatori dei paesi dell'est, ma le preferenze su dove andare a dormire sono cambiate. Gli hotel, a eccezione di quelli a 5 stelle, hanno perso il 3%, mentre il settore extraalberghiero ha visto un aumento del 2%. Bene anche i campeggi e gli agriturismi, segnale forse di una minore capacità di spesa. La regione comunque punta al rialzo e presenterà alla Commissione europea un progetto pilota sul turismo sostenibile. Intanto, sul fronte delle infrastrutture, rimane aperta la polemica innescata in questi giorni sulla Venezia-Monaco. Il Veneto la vorrebbe, ma il Sud Tirolo no. Dovremmo parlare con serietà di infrastrutture anche così impattanti, ma se useremo il buon senso e, come dicevo prima, delle tecnologie che oggi sono meno invasive per il nostro territorio, credo che potremo superare anche le preoccupazioni del Tirolo, che giustamente vedrebbero aumentato sul loro territorio delle condizioni di inquinamento che noi speriamo di poter evitare.